Giovanni Del Ben, medico forense, nostro opinionista in sanità, prego. Bentrovati. Sta procedendo quanto ha previsto la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia nell'ottobre scorso relativamente alla rete delle cure sicure, che ha come obiettivo quella della riduzione e della rilevazione dei rischi che possono derivare da eventi avversi durante le cure sanitarie. Tra questi eventi sono importanti le cadute, le lesioni da pressioni che una volta si chiamavano anche piaghe da decubito, le procedure mediche e infermieristiche per la loro autonomia professionale e tanto altro. Però in questa prevenzione degli eventi avversi hanno particolare rilievo, e aggiungo anche sempre più, la questione delle infezioni da batteri, perché sono abituati ad essere resistenti agli antibiotici, anche ai nuovi antibiotici, quindi questo diventa un potenziale pericolo che va decisamente monitorato. E l'altro aspetto importante è che spesso, specie gli anziani, assumono molti farmaci insieme di diverse qualità e quindi c'è la questione dell'interazione fra farmaci. Proprio nella pratica anche dell'applicazione della legge regionale è quello di individuare il rischio clinico, ossia dei pericoli dell'ospedale. Per questo è stata attivata in ogni ospedale, ma ovviamente anche nelle case di cura private accreditate, una rete che monitora questi effetti. Però ragionando su questo vediamo che per tipologia questi rischi non sono solo negli ospedali, ma possono essere sostanzialmente analoghi anche nelle RSA, residenze sanitarie assistenziali, e nelle case di riposo. Io direi che potrebbe essere anche il tempo e opportuno che la Regione estenda anche alle persone che sono su queste strutture, a queste strutture, il controllo, il monitoraggio, le indicazioni, perché alla fine ciò che è importante è questo, è che la salute è in parte anche effetto della fortuna, in parte è effetto dell'applicazione di alcune norme, che sarà importante il controllo che vengono applicate. Questo specie quando si tratta di tutelare soggetti che sono più deboli o fragili o più fragili rispetto agli altri. Grazie veramente a Giovanni Del Ben, medico forense, nostro opinionista in sanità.